Buongiorno Gabriele, siamo in compagnia di Gabriele Lamberti, insomma intanto benvenuto e vediamo di estrapolare questa bella chiacchierata anche perché la tua opera si presta moltissimo alla descrizione ma anche alla conversazione. Allora, questo tema del bambino ricorrente, ho letto con curiosità che effettivamente le tue impronte artistiche nascono proprio in famiglia sin da quando eri bambino. Prova a spiegarci un po' il perché e come si sono evolute. Sì, è una piccola leggenda familiare che però ha un certo significato. Io eseguivo dei disegni da ragazzino, da bambino proprio, diciamo, prima di 10 anni, e il mio papà, che era un pittore dilettante, diciamo, un pittore della domenica, mi premiava con delle mance, quindi ogni volta che gli portavo un disegno particolarmente riuscito che lui gradiva mi dava. Allora c'erano 50, 70, 100 lire. Addirittura, Sì. quindi premiata la bravura. Non so se era bravura, però era un incentivo a produrre cose. Lui riempiva la casa di questi paesaggi che andava in giro facendo con il suo cavalletto nella campagna qua attorno a Bologna. E quando io gli facevo qualcosa che lui piaceva particolarmente mi dava questo premio. Un premio, quindi un'attività artistica sicuramente di intento tuo, però in qualche maniera premiata da un padre che appoggiava questa tua passione Sì, perché faceva parte di lui. mi appoggiava. Benissimo, e in effetti però il tema del bambino, quindi questo Peter Pan, queste opere così colorate, questi oggetti ricorrenti anche della fantasia e della tradizione fanciullesca sono poi i leitmotiv di tutta la tua poetica. Sì, La sì. sindrome di Peter Pan, Sì. ecco, questa accezione insomma, che accomuna te e la tua attività artistica, da cosa nasce? Da cosa nasce Non lo sai, so ma meno male perché poi esattamente. effettivamente è l'espressione artistica dell'inconscio. Sì, diciamo che per me rappresenta forse qualcosa di generazionale e anche qualcosa di personale. Penso che sia un po' trasversale alla mia generazione, però forse anche ricorrente ancora. Si riallaccia in qualche modo alla poetica del fanciullino di Pascoliana a memoria, Certo. però negli anni 80-90 è stata declinata come un distacco, un allontanamento dei trentenni, quarantenni di allora dalle responsabilità della vita. Beh, direi che è un tema dilagante anche adesso, assolutamente, fatelo dire perché nei miei coetanei questo sfuggire dalla responsabilità, sei stato un precursore o comunque un esponente di questa che è assolutamente una concezione ben condivisa anche dai trentenni di adesso. Sì, diciamo il concetto non è assolutamente inventato da me, io l'ho preso Certo, la sindrome di Peter Pan. ecco, da testi e da studi fatti proprio su questo atteggiamento. Se sia attuale non lo so perché io ormai i 40 e i 30 li ho superati da un pezzo. È attuale, fatelo Bene, dire, assolutamente. mi fa piacere, perlomeno mi fa piacere avere captato nell'aria Certo. questi segni. Quindi è l'allontanamento da quelle che sono le responsabilità, ma anche in qualche maniera le situazioni difficili che si creano in età adulta. Quindi... Sì, esatto. Dunque l'allontanamento non significa che prima o poi le scelte non le devi fare. Arrivano, le scelte arrivano, io le ho fatte nella mia vita, quindi arrivano. Però è un po' come, dunque io sono cresciuto all'epoca dei primi caroselli televisivi negli anni 60, i telefilm di Rin Tin Tin, era l'epoca in cui il pop televisivo aveva diciamo, lasciato il suo imprinting nella nostra immaginazione, no? Erano gli anni non dell'immediato dopoguerra, gli anni 60 della mia infanzia, ma i segnali che arrivavano erano di un mondo eternamente baloccoso, felice, dove tutto era possibile ed era possibile vivere in un'eterna spensierata fanciullezza. Abbiamo avuto questo imprinting dai fumetti, dai primi telefilm televisivi, eccetera, dalla pubblicità, dai modelli che arrivavano allora. E io l'ho voluto captare e rappresentare nel mio lavoro.
però non ho voluto che fosse, come nel fanciullino pascoliano, fosse solamente un elemento dolciastro. Mi piace che dentro ci sia qualche mandorla amara. Esatto, tant'è vero che i tuoi soggetti, che sono assolutamente e visibilmente temi tipici dell'età fanciullesca, hanno comunque una sensazione di inquietudine dietro. C'è sempre qualche elemento che porta a un percorso interiore, quindi inconscio, molto più profondo. Esatto, perché l'infanzia non è assolutamente un periodo felice, Certo. come hanno forse voluto e ancora vogliono raccontare alcune fiabe, alcune diciamo leggende. È un periodo in cui molto spesso si ha a che fare con i grandi temi dell'esistenza, ci si chiede il perché, che cosa c'è ad esempio dopo la morte, può essere Certo. anche, no? Il periodo in cui si affacciano anche alcune inquietudini profonde che poi rimangono latenti, vengono rimosse ma giacciono lì. E questa dialettica fra l'aspetto leggero, no? Dell'infanzia, dolce, e invece il sottofondo di inquietudine che il bambino vive intorno a sé, mi ha sempre affascinato molto, questa duplicità del lavoro. Certo, tant'è vero che gran parte anche delle patologie che si espletano in età adulta in realtà sono dei problemi che il bimbo vive e soffre in età fanciullesca, quindi è assolutamente molto giusto non considerare l'età infantile come il paese dei balocchi, perché in realtà non è assolutamente così. E questo tema della dialettica che hai appena citato fa fronte anche al tuo rapporto tra passato e presente. Io ho letto con assolutamente molto interesse questo tema del grottesco, a differenza appunto del passato che metteva la tragedia come baluardo catartico. Viviamo invece in una contemporaneità assolutamente talmente affastellata di concetti e di apparenza che il tema del grottesco mi pare assolutamente molto giusto. Proviamo a capire perché. Sì. Allora, sono due ordini di temi diversi. Prima accennavo alla dialettica fra l'alto e il basso, il dolce e l'amaro. Utilizzando nella mia iconografia spesso pupazzi, ninoli, ammennicoli vari che prendo dalle cartolerie, dalle tabaccherie, diciamo, dai luoghi dove si vendono le cose forse di più infima qualità dal punto di vista come merceologico, e rappresentandoli nei miei quadri, non vorrei che l'immagine fondamentale fosse legata ad un mondo di balocchi e basta. I balocchi, questi giocattoli, dovrebbero dare un'idea di leggerezza, però con un fondo profondo, con un pensiero che invece ha delle radici più profonde e più lontane. E questo è appunto la dialettica fra il basso, questo tipo di iconografia popolare, Certo. che uso nei miei lavori, e invece lo scavo nel profondo, in quelle inquietudini a cui facevamo riferimento prima. Questo è il primo dei temi. Il tema del grottesco secondo me ha a che fare con la nostra epoca, che è un'epoca in cui i valori fondamentali, no? Quelli che abbiamo imparato a leggere nei grandi romanzi degli anni 40-50, del neorealismo, i valori fondativi delle società, sono un po' andati alla deriva. Direi di sì. Ecco, quando diciamo chi gestisce il potere usa la maschera del comico, del grottesco, la catarsi non ha più tanto significato, no? Quindi probabilmente la categoria che meglio rispecchia il nostro tempo è proprio quella del grottesco, della farsa. Della farsa, questo è un atto di grande sincerità. Gabriele, chiuderei la nostra intervista chiedendoti che cosa intendi appunto per il rifiuto al divismo, perché mi sono trovata molto in empatia con questo pensiero. Ti ringrazio. Ma il fatto che si può avere una creatività, una passione artistica, pur conducendo una vita all'interno della norma, della normalità. Si può essere Assolutamente. persone normali, ma con un mondo interiore
vasto e ricco. Assolutamente, sono molto Spesso d'accordo. grazie, si è creato, diciamo, specialmente negli ultimi tempi, un'aura di divismo attorno agli artisti, forse più per un fatto speculativo, che non ha più senso, diciamo, nel nostro tempo. Cioè è forse più opportuno recuperare un'onestà di fondo, cioè mettere sul tavolo le carte vere che abbiamo nel mazzo, perché ormai i sotterfugi e gli inganni hanno fatto il loro tempo. Hanno un valore grottesco, appunto, di apparenza. Esatto. Gabriele, ti ringraziamo tantissimo. Intanto chiamiamo il critico che darà invece un'esposizione tecnica di quello che appunto è il tuo operato artistico, e quindi diamo il benvenuto a Edoardo Di Mauro e andiamo nel tuo studio a vedere come lavori. Va bene, volentieri. Grazie. Ho il piacere di scambiare due parole di colloquiare con l'amico Gabriele Lamberti, un artista significativo dell'ultima generazione bolognese, e praticamente noi siamo, tra l'altro parlando di flussi generazionali, siamo molto vicini da questo punto di vista, perché io come critico d'arte mi sono formato dopo la generazione del 77, una generazione ancora fortemente intrisa di utopia, di ideologia. Dopodiché nei primi anni '80 c'è stata una grande riscoperta della creatività, insomma, ci si è liberati un po' da questi dogmi, da queste esperienze che pure ci hanno formato, e lo sguardo di molti si è rivolto in direzione del proprio io, del proprio individualismo, e si è iniziato un confronto con la creatività, con l'immaginario della tecnologia, con l'immaginario dei media. Da un punto di vista artistico, la generazione degli anni '80 è stata una generazione che è venuta dopo il concettuale. Il concettuale è stata una corrente assolutamente importante e significativa, ma a un certo punto ha quasi azzerato l'arte come momento espressivo. Molti giovani artisti dell'epoca quindi hanno riscoperto i valori della manualità e della pittura, e quindi si sono dedicati a una sorta di nuova narrazione attenta ai miti della metropoli, al fumetto, a vari spunti. Gabriele ha sempre avuto una predilezione molto spiccata per una pittura attenta ai valori archetipi dell'infanzia, al punto tale che egli stesso si è definito affetto da una sorta di sindrome di Peter Pan. È vero? Sì, è vero. È una specie di conflitto generazionale che un po' ha vissuto la mia generazione, ma penso che poi non si sia estinto. D'altra parte l'arte va sempre alla ricerca dell'archetipo. Questo archetipo può appartenere all'universo naturale, ma può appartenere anche all'immaginario dell'infanzia, insomma, perché l'arte è anche gioco, è anche un momento ludico. Però le tue composizioni sono apparentemente molto edulcorate, tra l'altro realizzate con uno stile importante, ma in realtà queste immagini vogliono parlare della realtà. Soltanto che, come tu giustamente hai sottolineato, io ho sempre sposato questa tua affermazione al 100%, l'arte che vuole appiattirsi sulla realtà in realtà è assai poco interessante, perché la realtà è sempre un passo avanti rispetto all'arte. La funzione dell'arte è rendere simbolica la realtà, è rendere simbolico il reale, e quindi tu in realtà con questi archetipi dell'immaginario infantile, con queste maschere grottesche, con questa tua immaginazione fervida, apparentemente parli d'altro, in realtà cali il tuo sguardo all'interno della vita quotidiana, delle contraddizioni della contemporaneità. Sì, mi fa piacere che tu abbia colto questo aspetto. Io vorrei che nei miei lavori ci fosse uno sguardo innocente, ma un pensiero colpevole. E questa differenza di piani fra un aspetto apparentemente dolce, così apparentemente diciamo fruibile immediatamente, mi piacerebbe che fosse poi simbolico di una serie di contenuti che sono più profondi. A volte penso di riuscirci, altre volte un po' meno, però l'intento è questo, diciamo, sottintendere un mondo di valori, di sentimenti che spesso non è
così immediatamente dolce e leggero. Certo, perché in ogni caso la pittura è uno strumento narrativo, è lo strumento narrativo per eccellenza. La pittura viene data periodicamente per morta e incredibilmente, ma mica poi tanto, risorge. Secondo me risorge perché proprio la pittura è la madre di tutti gli stili. Con la pittura si può intervenire sulla realtà simboleggiandola, con la pittura si possono creare e realizzare infinite cose se si ha consapevolezza. E infatti la pittura è anche un grande strumento concettuale. E tu hai perseguito in realtà un sottile concettualismo con il tramite della pittura, senza ricorrere a strumenti tradizionali del concettuale, senza ricorrere alla tecnologia che pure è importante in arte. Tu sei riuscito a formulare il tuo messaggio avvalendoti di uno strumento antico, prezioso e sempre attuale. E credo che il tuo stile abbia mantenuto una notevole coerenza nel corso degli anni, anche se naturalmente tu hai saputo rinnovarlo, perché un lavoro di Lamberti secondo me si riconosce, ma tu sei stato capace di rinnovarlo e anche adesso stai attraversando una nuova fase di riflessione che porterà a nuovi lavori. Io ho avuto il piacere di ammirarli nel tuo studio, ecco, magari vuoi parlarci di quello che stai progettando per l'immediato futuro? Sì, ho appena attraversato un ciclo che penso sia parzialmente concluso e riprendeva i miei stilemi, le mie immagini, però sottoposto a una specie di frullatore visionario. Infatti questo ciclo è poi sfociato in una mostra chiamata Bad Dreams, cattivi sogni, zuppa cattivi sogni. Poi è da un po' di tempo che sto lavorando invece su un progetto che ho chiamato il Coniglio Nero, che è una sorta di trickster, è una specie di essere polimorfico che si diverte a entrare e uscire in alcune scene tratte da immagini appartenenti alla storia dell'arte, che sono a volte miniature del 300, altre volte affreschi, altre volte brani di bassorilievi etruschi e romani, generalmente ambientati nell'Evo antico o medioevo. E questa figurina polimorfica, che ha l'aspetto un po' del coniglio antropomorfico, si diverte a sostituirsi ad uno dei personaggi effigiati e a fare a volte un po' qualche bricconeria. Sì, certo, tutti i personaggi che simboleggiano poi cose che avvengono all'interno della nostra quotidianità, della nostra contemporaneità. E, tra l'altro il tuo stile per certi aspetti, anche se parte da lontano, non è poi molto differente dalle prove ad esempio di alcuni dei più significativi artisti della street art. La street art adesso è una delle componenti secondo me più energetiche dell'arte contemporanea, artisti che invadono le strade riempendole di simboli e quindi narrando un'epica metropolitana, e molto spesso gli archetipi che usano non sono poi tanto dissimili dai tuoi, sebbene su di un altro piano e su di un altro formato. Questo sta a indicare anche proprio l'attualità del tuo lavoro. Il tuo lavoro, insieme a quello di altri artisti della generazione degli anni 80 e degli anni 90, credo che stia conoscendo finalmente un momento di rivalutazione, dopo che tutta una serie di politiche del sistema artistico italiano hanno cercato di oscurare molte delle prove migliori degli ultimi 20-25 anni. Ma adesso è venuto il momento di una rilettura che si sta esplicitando con tutta una serie di mostre e di operazioni di cui tu sei tra i protagonisti. Quindi anche tu pensi che sia giunto il momento di rivalutare tutta una serie di esperienze del panorama artistico italiano? Ma sì, io non ti so dire se una certa parte della produzione artistica sia stata trascurata o meno, non spetta a me a dirlo. Sta di fatto però che rispetto ad alcune pratiche che facevano riferimento a dei media più tecnologici, la fotografia, il video, l'installazione eccetera, la pittura ha giocato un po' diciamo in panchina in un certo senso. Come dicevi giustamente prima, la pittura è una lingua, è un modo di produrre idee artistiche che è sempre valido, è una forma di espressività che non ha mai avuto un tramonto. Per quel che riguarda poi la contemporaneità di alcuni segni, sì, penso che ci sia un ritorno anche a un certo archetipo fumettistico, mediale, medialista,
che preleva non dalla realtà intesa come un dato oggettivo che probabilmente non esiste, ma da un immaginario Certo. che è quello, come dicevi prima, dei fumetti, dell'illustrazione, Sì. eccetera. E questa pratica io la conduco probabilmente da 20 anni. Sono partito prima da alcuni archetipi figurativi che si riferivano a un mondo primitivo, poi mi sono spostato da una visione primitiva, quasi i graffiti rupestri mi interessavano proprio, l'ABC del fare pittura, ad un archetipo primitivo rivolto alla mia infanzia, alla primitività della mia vita, e quindi ho guardato quel panorama nel quale io sono cresciuto, diciamo, nel quale mi sono sfamato durante la mia adolescenza, e quindi i caroselli televisivi, i primi fumetti, le illustrazioni, i sussidiari delle scuole elementari. Sì, me ne ricordo bene I famosi anch'io. diari illustrati, e da lì quello Certo. è stato il pane di cui mi sono nutrito. Sì, quindi tutta una simbologia della memoria che è molto importante. Ma Esatto. infatti, come tu hai detto giustamente, adesso noi siamo in una fase di postmodernità e guarda caso lo stile del postmoderno riecheggia molto spesso non tanto quello della grande stagione moderna del Rinascimento e del Barocco, ma le prove artistiche premoderne, il Medioevo, fino addirittura a risalire ai graffiti rupestri. Quindi ecco, la storia dell'arte e la storia della cultura si muovono sempre tramite cicli che si rinnovano e si collegano tra di loro. Quindi con Gabriele Lamberti abbiamo un esempio di come la pittura sia uno stile assolutamente non tramontato, sia uno stile attuale che può leggere il linguaggio della contemporaneità in maniera estremamente efficace. Ed eccoci qua nello studio di Gabriele Lamberti, quindi grazie insomma di averci ospitato, anche perché tu hai lo studio in casa, quindi assolutamente un grande onore, insomma, e ti ringraziamo ulteriormente. Allora Gabriele, parliamo un po', guardiamoci un po' intorno e vediamo un attimo qual è nell'effettivo il tuo operato. Io qua vedo innanzitutto un coniglio nero che in qualche maniera anticipa quello che sarà un tuo lavoro futuro. Sì, questo è un lavoro che è l'ultima fase, l'ultimo ciclo di ricerca che sto facendo, e ha come soggetto appunto il coniglio nero, che compie varie azioni un po', diciamo, contraddittorie fra di loro, a volte agisce nel bene, a volte nel male, entra ed esce in alcune immagini tratte dalla storia dell'arte. Ad esempio qui alle mie spalle c'è un quadro che cita l'arazzo della Dame à l'Unicorne, conservato nel museo medievale di Cluny a Parigi. Il coniglio si sostituisce nei miei lavori ad una figura, quindi io cito un'immagine, tolgo una figura protagonista e la sostituisco con questo coniglio, che è una specie di esserino polimorfico che cambia forma a seconda del tipo di immagine nella quale si inserisce. Quindi se è una pittura del 300 assumerà la forma di una miniatura, di un affresco trecentesco, quindi con le caratteristiche iconografiche di una pittura del 300. Se si riferisce a una xilografia del 500, come in questo caso che cita un San Giorgio il Drago, tratto appunto da una xilografia cinquecentesca, assumerà la foggia iconografica della pittura cinquecentesca. Non cambia molti i connotati, non cambia moltissimo, quindi le orecchie lunghe, l'aspetto antropomorfico, il muso un po' da coniglio, un po' da lupetto, e quindi ha questa caratteristica. È un trickster, come dicono nella cultura degli indiani d'America, cioè un animale totemico. Può essere per loro, per gli indiani d'America, è un coyote, a volte una lepre, a volte un serpente, che come quasi tutti gli esseri totemici ha una moralità ambigua. A volte aiuta e fa del bene alla tribù, quindi fa nascere i bambini, gli armenti, custodisce il gregge. Altre volte invece fa degli scherzi, è un birichino, quindi insidia le giovinette, oppure combina altre bricconerie. Ecco, a me piace questa caratteristica e questa ambiguità morale del trickster e del coniglio nero.
E quindi qua torniamo anche al tema appunto dell'ambiguità, quindi soggetti particolarmente morbidi anche nei tratti, però che hanno una valenza simbolica anche permeata di inquietudine a volte. Perché questo colore nero? Perché hai scelto un coniglio nero? Non lo so. Intuizione. Sì, sinceramente, probabilmente perché è l'annullamento del colore. Poteva essere anche bianco. Anche il bianco è un colore inquietante, mi viene in mente Moby Dick, la balena bianca. In questo caso è nato forse intravedendo casualmente, come nascono molti miei lavori, intravedendo casualmente su una pittura, quindi su un quadro originale, un'ombra. E quindi l'origine è nata da questo. Il coniglio nero è un'ombra, il nero è un'ombra, un annullamento del colore. Che racchiude oppure in qualche maniera rifiuta tutto? Sì, l'hai detto molto meglio tu di me, però è così. A me interessa più la sua capacità di trasformarsi, di essere polimorfico, di cambiare forma a seconda della circostanza e di mantenere questa sua ambiguità, appunto, etica, morale. Oltretutto con il contrasto con gli altri colori, questo è un mio parere personale, effettivamente la centralità o comunque l'attenzione a primo impatto cade proprio su di lui. Deve essere così, spero che sia così. È un intruso. Sì, ma lui è un intruso, è un rompiscatole, è uno che scompagina alcuni equilibri. Naturalmente rimane tutto l'alone, il margine di gioco, di divertimento, non voglio che sia troppo preso sul serio, insomma, quindi con questo si collega anche al mio lavoro precedente. Rimane sempre questo aspetto giocoso, ludico. Certo, un po' come il bambino che in realtà è inteso nella sua innocenza e però quando vuole qualcosa è capace di fare scherzi o di attirare l'attenzione come può. C'è forse una simbologia che ti riporta sempre a questo Peter Pan un po' in te. Sì, probabilmente sì, c'è un aspetto dispettoso, senz'altro, un po' provocatorio, non mi piace molto usare il termine provocatorio, però è così. È un esserino che si diverte a fare delle bricconerie leggere, non combina dei danni, però ama entrare all'interno di alcuni equilibri e scompaginarli, cambiare alcuni assetti. Alcuni assetti. Allora Gabriele, ho visto che ci sono due immagini piccoline qua dietro che effettivamente riportano ovviamente al quadro che stai ultimando, che stai dipingendo. Come nasce l'idea di scegliere un'immagine per poi raffigurarla? Sì, ma sfogliando libri di storia dell'arte, cataloghi o anche nelle visite che faccio nei musei, deve essere fondamentalmente l'immagine a venirmi a cercare, a colpirmi in particolare. È un'immagine, soprattutto deve avere dei forti contenuti riguardo alla sua comunicazione e alla sua impostazione, quindi alla costruzione scenica. Ci deve essere una chiara definizione dei ruoli all'interno della scena, quindi una teatralizzazione, e deve essere evidente il gioco anche del potere che hanno le figure, che spesso hanno una funzione morale, etica, quindi c'è un personaggio legato alla storia biblica oppure ad altri eventi che hanno a che fare con la religiosità o col sacro, soprattutto col sacro. Quindi quando tu vedi un'immagine non vieni colpito soltanto a livello estetico, ma ti immagini il percorso che è la trasformazione, la metabolizzazione che questa immagine può avere sotto le tue mani. Certo, deve offrirmi lo spunto per collocare il mio personaggio. Quindi ci deve essere all'interno di questa rappresentazione la possibilità di rompere quegli equilibri di forza che ci sono all'interno delle immagini canoniche, esatto, afferenti alla storia dell'arte. Quando individuo questi rapporti di forza delle figure, ad esempio può essere, non so, l'investitura dell'imperatore su un vassallo, oppure come in questo caso l'omaggio
di un cavaliere alla dama, oppure il confronto fra il diavolo e San Michele, della pesatura delle anime. Quando individuo quel rapporto di forza che c'è all'interno dell'immagine, ecco che scatta in me la scintilla e quindi l'idea della sostituzione di un'icona con il mio coniglio nero. Con il tuo coniglio nero. Benissimo. Parliamo un attimo della tecnica. Quindi qua vedo tutta Allora, innanzitutto lì vedo dei giocattoli, quindi il tema a te è molto caro, e poi vengo colpita anche dalla tua strumentazione. Beh, diciamo la strumentazione È quella tradizionale del degli strumenti pittore. della pittura. Io ho iniziato lavorando diciamo nei tempi post accademia con i pigmenti, con i colori primari, li miscelavo, mi costruivo io le colle per fare i leganti, quindi diciamo sono partito dall'ABC, un artigiano, perché proprio volevo sperimentare l'origine del fare pittura, poi un po' alla volta, anche passando ad un diverso formato e anche affrontando un altro tipo di immagine, ho usato i colori tradizionali perché anche concettualmente non era più indispensabile usare degli elementi primari, perché era cambiato proprio anche il tipo di immagine che faceva, un'immagine più immediata, più presa molto spesso dalla fotografia o da oggetti che io stesso fotografavo. Prima ti riferivi ai miei ninni e ai miei giocattoli, ne ho una collezione completa che a volte compro, altre volte mi faccio prestare da mio figlio. E quindi la tecnica ha seguito l'idea, e quindi l'immagine che doveva supportare. Quindi la tecnica a servizio dell'idea e non un'idea che nasce anche dalla tecnica? Non più? No, non più. Adesso l'immagine nasce più da un'intuizione, come diceva anche precedentemente, da un'intuizione che spesso è assolutamente casuale, può essere... Per quel che riguarda diciamo, la ricerca al di là del coniglio nero, può essere a volte una forma, un oggetto, un colore, una luce, la collocazione di un soggetto rispetto allo spazio. Per quel che riguarda invece la ricerca sul coniglio, quindi il ciclo del coniglio nero, no. Allora l'idea nasce dall'immagine originaria, quindi da queste figure che appartengono alla storia dell'arte. Dalla valenza che questo coniglio può portare anche a una figura canonica. Gabriele, noi ti ringraziamo infinitamente, ci hai destato curiosità e quindi non vediamo l'ora di vedere appunto in atto questo nuovo ciclo. Grazie per averci accolto a casa tua e ti ringraziamo ancora. Grazie a voi. Grazie.